costellazione di storie, 1000 ville, 1000 destini, 1000 capitoli di una narrazione che ha radici profonde e rami che si aprono verso il cielo. Qui la bellezza non è un'eccezione, è la regola. Villa Venier Contarini è una delle più antiche. Non è la più imponente, ma ha il passo del tempo e l'eleganza dell'intelligenza. Qui si respira la sobrietà dell'aristocrazia veneziana, che costruiva sul Brenta per abitare l'estate come un rito. Ma cosa rende Villa Contarini Venier un esempio così significativo per le ville venete lungo il Brenta? Lo chiediamo al professor Amerigo Restucci. Buongiorno professore. Buongiorno. La domanda è intrigante, ma cerco di rispondere. È importante perché intanto è collocata su un'ansa del Brenta ed è particolarmente visibile, e poi perché nel corso del tempo ha avuto diverse successioni. Alle mie spalle c'è l'edificio principale, che si colloca intorno al 1600, mentre accanto ci sono delle preesistenze che sono addirittura databili intorno al 1400. E poi è importante perché nel corso del tempo, dopo la famiglia Venier, è stata acquisita dalle monache imeldine, che ne hanno fatto negli spazi che sono qui, le Barchesse o gli altri, un asilo nido, una scuola materna, una scuola elementare. Quindi ha nel ricordo degli abitanti della zona di Mira tanta nostalgia. Molte persone che incontro dicono: io sono stato alla scuola elementare delle Imeldine dentro questa sede. Quindi una villa che ha avuto tante trasformazioni, da essere villa importante a essere poi una villa con una sua socialità anche religiosa. Certo, ci troviamo in un istituto, sì, una villa particolare, l'Istituto Regionale delle Ville Venete. Si parte da qui. L'istituto regionale è un istituto della regione veneta, quindi un istituto pubblico che conta 3.800 ville in tutta la regione Veneto, quindi importanti. Sono dei presidi culturali le ville, ce ne sono di Andrea Palladio, sono 6 ville palladiane importanti. E la cosa intrigante è che le ville sono anche testimoni di coltura, non di cultura, perché quando Palladio fa le prime ville, accanto alla villa c'era un modo di coltivare nuovo. Palladio arriva a costruire le ville a partire dai decenni del Cinquecento, quando arrivano, dopo la scoperta delle Americhe, colture nuove. Quindi si coltivano i pomodori, le patate, quindi sono innovazioni anche intorno alle ville. Quindi non sono solo le ville della nobiltà, sono le ville di persone come i nobili che intervenivano anche utilizzando il territorio che c'era accanto. Quindi colture di cultura e cultura. Accanto all'edificio professore troviamo le Barchesse che nel tempo si sono trasformate in vere e proprie opere d'arte. Le portiamo subito nelle case dei nostri telespettatori. Certo. Ah, professore, qui la magnificenza e lo stupore si impossessano di noi. Sì, si impossessano sia storicamente che ancora oggi. Quando facciamo delle iniziative, dei convegni o delle conferenze, tutti quelli che entrano dentro restano subito stupiti da questi cicli narrativi pittorici che appartengono proprio al modo in cui il proprietario della villa, come succede anche altrove, chiamava pittori importanti per istoriare la villa stessa. Ecco, ci troviamo in uno degli spazi della Barchessa, che una volta la Barchessa raccoglieva i prodotti della campagna. Dopo questa funzione i proprietari hanno teso a farne spazi dove ricevevano le persone, gli facevano vedere di che cosa la famiglia era depositaria, quindi di storia, di cultura e di ricchezze. Il bello è che i proprietari si affidavano a pittori importanti e quasi sempre troviamo, come in questa sala, degli affreschi laici. Qui sono storie di Enea, quindi la partenza da Enea da Troia, poi l'arrivo nelle coste oggi italiche. Chi entra dentro nelle occasioni in cui offriamo questi spazi per iniziativa resta sempre molto stupito e ci chiede spiegazioni oltre quelle che io sto facendo adesso.
Villa Franceschi è un piccolo gioiello trasformato in relè di alta cucina. Qui il lusso incontra la delicatezza e il passato abita le camere con leggerezza di chi sa cosa conta davvero. Qui il lusso incontra la delicatezza, ci troviamo a Villa Franceschi, una villa nata nel 1600, una storia tutta da raccontare dal suo proprietario, il signor Alessandro Dal Corso. Buongiorno, piacere. Buongiorno Alessandro. Allora, Villa Franceschi e Villa Margherita, di proprietà della nostra famiglia Dal Corso, che dal 1978 fa ospitalità, collegandosi a quel fil rouge che è la veneta ospitalità che ha reso grande la Riviera del Brenta, quando i ricchi patrizi veneziani venivano a trascorrere le loro vacanze estive in queste bellissime dimore. Signor Dal Corso, come è nata l'idea di trasformare Villa Franceschi in un relè d'eccellenza? Tutto parte da una storia d'amore, che è una dichiarazione d'amore fatta da mio papà a mia mamma. 30 anni fa mio papà passava, vedeva questa villa chiusa, se n'è innamorato perdutamente e mi ricordo che a Natale è venuto da noi e ha detto vi ho preso qualcosa e ci ha fatto vedere questa villa che non era tenuta così. Quindi parte tutto da un concetto di ospitalità, di amore per il territorio e di voglia di creare qualcosa. Un albergo che è diventato destinazione. Allora, come puoi vedere Ida, qui abbiamo 9 stanze presso il palazzo, tutte arredate in stile in modo diverso, e 16 nella parte della barchessa per un totale di 25 stanze. Ogni camera ha qualcosa che poi è stato messo da mia mamma volutamente per dare un senso di casa. Quindi il vero lusso è far sentire l'ospite padrone di casa. Questo, Ida, come vedi, conclude la parte della nostra ospitalità di famiglia, un ristorante dedicato a mia nonna Margherita, ristorante Margherita, per dare quel senso di ospitalità vera di casa. Alessandro, perché pensi Mira possa diventare un punto di riferimento per il turismo internazionale? Semplicemente perché abbiamo quegli elementi che sono arte, cultura e senso dell'ospitalità, che ormai sono elementi difficili da trovare nel giro del mondo. Da Villa Franceschi ci spostiamo a Villa dei Leoni, sì, ma con un mezzo di trasporto famoso in tutto il mondo che ha fatto la storia di Venezia e delle sue terre, vero Michele? Sì, la gondola veneziana, la gondola tipica veneziana, che è un emblema per Venezia e anche per la Riviera del Brenta, perché gli antichi patrizi veneziani risalivano il Naviglio Brenta d'estate per villeggiare qui in Riviera del Brenta. Infatti ne dà atto tutte le ville che ci sono lungo il Naviglio. Certo, questa è una gondola che è stata acquistata dalla Riviera del Brenta proprio per fare questo tragitto, di villa in villa. Sì, proprio facciamo dei percorsi di villa in villa, portiamo gli sposi, facciamo delle villeggiature proprio con questo turismo lento. Con il nostro viaggio arriviamo a Villa dei Leoni, dove ci accoglie il sindaco di Mira, Marco Dori. Ben arrivata a Mira, nella splendida Riviera del Brenta. Grazie. Si dice che sia la città più bella della Riviera, sindaco, è proprio così? Beh, di sicuro abbiamo una città molto bella, siamo contenti di avere anche questo nome, ma adesso andiamo a vedere anche una delle nostre bellezze, che ne dici? Oh, che meraviglia! Eccola, sindaco, Villa dei Leoni. Qui ci troviamo nella sala del Tiepolo. Come potete vedere è una meraviglia, questi sono gli affreschi del Tiepolo, gli originali sono a Parigi, ma noi con la tecnica del tattoo wall li abbiamo riprodotti tali e quali. Opere che sono state vendute alla fine dell'Ottocento, raccontiamola questa storia. Esatto. Una privazione, Mira l'ha sofferta, per tanti anni ha provato a recuperare questo patrimonio e dopo una lunga trafila siamo riusciti a riportare qui le esatte copie di questi affreschi. Gli originali sono a Parigi, ma qui possiamo veramente ritrovare la presenza di Tiepolo, come aveva immaginato lui questa stanza. Sindaco, qui il passato si fonde con il presente, ma che dico, anche con il futuro. Guarda, noi abbiamo l'opportunità di avere la realtà aumentata. Provala, Ida, dai. Assolutamente sì. Vediamo che cos'è. Questo va indossato al collo
Adesso puoi indossare gli occhiali. Impostiamo il tour. Allora, ti piace? Mi piace moltissimo, è la prima volta che provo questo tipo di occhiale. Esatto, e tu con questo occhiale puoi visitare non solo questa stanza, ma anche andare fuori e vedere con quell'occhiale quello che c'era nel Settecento. Ecco un esempio di cosa ospita e cosa può trovare qui il turista curioso a Villa dei Leoni. Ecco, qui siamo nella sala di Vittorio Basaglia. Questi dipinti erano posizionati giù all'ingresso dove adesso c'è la sala del Tiepolo. Erano i dipinti che Vittorio Basaglia fece appositamente per Villa dei Leoni, prendendo ispirazione dai dipinti del Tiepolo. Sono un patrimonio meraviglioso, solo qui li potete trovare. Mistero e grande storia ospiteranno sì questi sotterranei dove ci sono ben 20 stanze dedicate alle varie mostre, all'esperienza interattiva e non solo, sindaco. Esatto, qui noi ospiteremo i reperti delle abbazie di Sant'Ilario e San Benedetto, dove sono stati trovati i corpi dei primi dogi, quindi le origini di Venezia avranno una sede a Mira e per noi questo è sicuramente un grande onore. Ida, buon viaggio. Grazie, a noi sindaco, ci rivedremo presto. È qui che il mondo si ferma, davanti a Villa Foscari, detta la Malcontenta, capolavoro di Andrea Palladio e sito UNESCO riconosciuto come patrimonio dell'umanità. Mira non è un punto della mappa, Mira è l'anima della riviera. È lo spazio in cui 1000 ville hanno generato 1000 destini, dove la storia non è solo da ammirare, ma da vivere.